17 al 19 aprile 2015 si è svolto a Montagnana il primo festival dedicato al turismo nei borghi storici, un progetto nato dai cittadini e voluto fortemente dall'amministrazione comunale. Questo progetto è stato proposto da un tavolo che si è concretizzato grazie a relazioni avute negli ultimi anni fra persone che hanno a cuore la crescita del nostro territorio, nel caso specifico di Montagnana, una Montagnana che si pone sempre molto bene nell'attrazione del suo turista, nell'accoglienza, proponendo i suoi prodotti enogastronomici, i mercatini dell'antiquariato, piuttosto che con la sua cinta muraria, la sua storia e la sua cultura. In questa occasione questo Festival Montagnana vuole proprio creare dei momenti di incontro per sviluppare tematiche di questo tipo. Pertanto ecco un momento per accogliere a Montagnana un turismo diverso di quello che generalmente siamo abituati ad accogliere. Il passo successivo comunque sarà un turismo congressuale, perché Montagnana deve porsi al centro del nostro territorio proprio per l'accoglienza, un'accoglienza che deve iniziare il lunedì per concludersi la domenica, pertanto a 360 gradi. Questo è un inizio, l'anno prossimo, edizione 2016, sarà un appuntamento ancora, il secondo Montagnana Festival, declinato con una tematica diversa, sempre volta alla promozione del territorio nostro. Sono stati 3 giorni di dibattiti ed incontri con scrittori, editori, fotografi, giornalisti, nonché docenti universitari, sindaci e associazioni di settore che si sono incontrati per discutere, proporre idee e condividere progetti sul turismo nei centri minori, affinché il territorio prenda consapevolezza delle proprie potenzialità. Dopo l'apertura in Sala Veneziana, i 12 eventi si sono susseguiti presso l'Istituto Superiore Jacopo da Montagnana e l'ex Chiesa San Benedetto. Tutto questo nella splendida cornice di Montagnana, consacrata come uno dei borghi più belli del Veneto, a cui è stata riconfermata la bandiera arancione dal Touring Club Italiano, marchio di qualità turistico-ambientale. È con piacere che sono qui a questo convegno organizzato dal Comune di Montagnana per valorizzare le bandiere arancioni. Bandiera arancione che è un marchio di qualità del Touring Club Italiano, che viene data a tutte quelle città entro i 15.000 abitanti e quindi tutte dell'entroterra e che hanno delle caratteristiche di buona accoglienza e di buon turismo. Montagnana di questo si deve vantare, perché anche quest'anno, il 30 di marzo scorso, gli è stata confermata per il prossimo triennio questo prestigioso simbolo da esporre all'ingresso della propria città. Per cui Montagnana, come Erquapetrarca, come Soave nel Veneto, sono borghi di eccellenza che meritano di essere visitati. Il festival si è concluso con l'esibizione del tenore Maurizio Saltarin e del soprano Maria Grazia Moratello, che hanno eseguito arie celebri dei tenori Giovanni Martinelli ed Aureliano Pertile, in occasione dei 130 anni della loro nascita.